Sì, vabbè, io non sono d'accordo perché avanti del gol, insomma, potevamo chiudere la partita, ci abbiamo avuto opportunità anche loro hanno fatto una grande prestazione. Diciamo che il risultato, il 2-2, è il risultato più giusto, solo che per noi è un'occasione buttata, avevamo la possibilità di scavalcare, adesso non mi ricordo chi ci abbiamo sopra di preciso, e quindi stare un po' più tranquilli per la zona playoff. Comunque adesso ci aspettano tre partite importanti, tre partite toste, speriamo bene, insomma. Vabbè, Klaus lo sappiamo tutti, insomma, quello che ci dà, quello che insomma, dà alla nostra squadra è l'uomo in più, lo chiamiamo il fenomeno perché insomma, penso che l'avete visto tutti che giocatore che è. E beh, stasera su sto campo ci avrebbe dato una grossa mano, con un campo così grande i spazi per lui sono fondamentali, quindi lo aspettiamo a braccia aperte e ci darà una grossa mano per la fine della stagione. E Paoli pure è una grossa mancanza, infatti in difesa, come si è visto pure stasera, pecchiamo un po' di superficialità, che è una, diciamo, una pecca che ci portiamo avanti per tutto il campionato. Abbiamo preso dei gol assurdi, però se avevamo anche quello di dote, adesso stavamo sicuramente facendo un altro campionato. Comunque penso che per quello che si è visto ci meritiamo di stare lì e sicuramente faremo un grosso finale di campionato e arriveremo insomma a fare i playoff al top.